Mamma ragazzi, ho appena perso il gol della Danimarca. Appena perso il gol della Danimarca. No! Maledizione. Ragazzi, pensatevi se passassi la Danimarca stasera. Riesce a andare tra le linee e riesce anche ad escludersi largo per andare nello Christensen. Ragazzi, ma questa Danimarca non vi ricorda un po' le Grecia del 2004? Di un compagno trova tra le linee Kane, si gira Kane. Occhio! Questa volta è per l'Inghilterra. Sono riusciti a trovare questa inedla molto alta. Nel momento in cui riesce a giocare di coppia con uno e va incontro e la sistema la barriera per Schmeichel. Posizione del coccodrillo. Occhio ragazzi. Occhio. Dietro la propria barriera. Arde Sterling. 59 centimetri di Vestergaard. Si sentono e come. Arriva all'interno dell'area di rigore, lo prolunga Maguire. No. La giocata, il cross nel mezzo, allontana Chiera. Braithwaite, ottimo nel suo controllo. Dai. Davanti c'è Damsgaard. Si ferma Mele. Ancora Braithwaite. Apertura a destra per Højbjerg. Il cross di prima. Oh no. Lungo aveva tagliato verso il primo palo da linee il proprio compagno Braithwaite. Ma si fammi vedere questo gol della Danimarca per piacere, dai. Saka. Mele prova a partire Saka. Dentro da Kane. Il pallone in mezzo Sterling. Mamma Schmeichel. Mamma Schmeichel ragazzi, Schmeichel. Disattenzione, praticamente non precisione da parte di Kane. Dentro per Saka. Saka il passaggio assolutamente sbagliato. Il pareggio inglese. Ancora con Raheem Sterling, sempre lui. Molto bravo l'attaccante inglese. Harry Kane va incontro, si gira e trova un grandissimo passaggio filtrante per Saka che mette una palla deliziosa in mezzo e c'era scritto semplicemente spingimi. Quinta partita a Wembley, quarto gol per Raheem Sterling. Quinta partita a Wembley, tutti in casa, tutti in casa. Finisce qui il primo tempo, non c'è recupero, 1-1 a Wembley per le reti di Damsgaard e l'autogol di 1-1 ragazzi. Ora un piccolo Inghilterra tanto in attacco però. Vediamo un secondo.